Buongiorno, buongiorno a tutti. Non so se si sente l'audio correttamente. Spero di sì. Non vedo però che segna la source audio, magari non c'è più l'audio, forse no, attenzione. Ok. Ok, ragazzi, niente, continuiamo così perché questo OBS mi dà qualche problema fin quando non finisco quella giù, diretta con sfondo animato, e questa qui. Ok, allora vabbè, vediamo quello che succede. Spero che mi sentiate bene. Audio ok. Ciao Pier, ciao Daniele. Quindi l'audio mi dite che si sente bene. Ok, allora, dovendo fare l'unboxing di un acquisto fatto su Amazon di questa scheda appena presa, diciamo, questa è una GT 710 con 2 giga di RAM GDDR5, ok? Allora, però volevo, siccome sennò durerebbe troppo poco questa diretta, allora volevo dedicare qualche minuto. Come sapete, a me piace fare un po' di storia e approfittare di questi unboxing per, diciamo, per introdurre un po' quella che è stata la mia esperienza diretta, esperienza venuta dal lavoro che ho fatto, diciamo da tante cose, di far conoscere magari a chi non c'è neanche passato delle realtà che quelli dell'età mia, diciamo, hanno vissuto in pieno. Ok? Allora, quest'oggi quindi dovendo sballare, dovendo fare l'unboxing di una scheda video, perché non parlare della storia delle schede video? Qui ne ho portata qualcuna, poi ve la farò, diciamo, vedere. Ecco, questa è un'altra. Vedremo un po' di che schede si tratta. Come vedete sul video si alternano dei loghi, delle cose che sono familiari un po' a quelli dell'età mia, diciamo a quelli che hanno vissuto appieno l'evoluzione del computer, diciamo da quando era soltanto un qualcosa in bianco e nero con MS-DOS a quello che è attualmente, che possiamo fare con OBS, con qualsiasi programma Photoshop di fotoritocco, con qualsiasi programma tipo Adobe Premiere per elaborare i video. Ci divertiamo diciamo, in tutti i modi per andare a mostrare una grafica sempre migliore. Come vedete, pure le immagini di sfondo lì che si muovono, tutte immagini virtuali evidentemente create al computer, non c'è una telecamera dietro le immagini che compaiono di sfondo. Detto questo, facciamo il VIC 20. Sì, sì, partiamo proprio dagli albori. Allora, facciamo un po' di storia proprio dagli anni 80, diciamo. Guardate, voi sapete che io sono un collezionista di retro computing, ma non solo, anche di retro console, chiamiamole così, di console da gioco che hanno fatto un po' la storia. Diciamo, non tutti ricordano, però è famosissimo il Pong, che erano due stecchette bianche con un quadratino che doveva rappresentare la palla, ma era quadrata, che andava da una parte all'altra. Quello era il Pong, che sicuramente pure due stecchette a destra e due a sinistra. L'obiettivo del gioco qual era? Era fare in modo che l'avversario non riuscisse ad andare a prendere la pallina e a fare gol, diciamo, dall'altra parte. Insomma, questo era il succo del Pong, ed era ovviamente al di là del monocromatico, era soltanto un colore, il bianco, che si muoveva sullo sfondo nero del televisore. Ok? Diciamo che da quel momento, da quel Pong ad adesso, i videogiochi delle PlayStation 4, dei vari Xbox, qualunque cosa ci vogliamo mettere in mezzo, nel Nintendo Switch, addirittura portatile, eccetera, ne abbiamo fatti di salti, evidentemente.
Allora, partiamo quindi, dobbiamo parlare però delle schede video del PC. Quindi cominciamo a pensare, ecco, per esempio il VIC-20. Il VIC-20 si attaccava a un comune televisore. Questa fu un'idea e una genialata che ne permisero lo sviluppo, ma non solo del VIC-20, ma anche del fratello maggiore, il Commodore 64, che voleva dire che questa macchina doveva per forza avere, diciamo, una grafica a colori, perché in quell'epoca si stava assistendo al passaggio della televisione da bianco e nero a colori. Quindi molte persone avevano il televisore a colori dentro casa, ok? Attaccare un computer bianco e nero a un televisore a colori non era, diciamo, era controproducente, non era proficuo. E quindi si inventarono già il VIC-20, cioè aveva i suoi bei 16 colori che erano 8 più 8, quindi non erano prettamente 16, però. E poi il Commodore 64 con la sua bellissima grafica, le sue sfumature, riuscivamo a dare delle sfumature, riuscivano, io diciamo non, al di là di programmare in Basic, di fare qualcosa in assembler, però con la grafica non ci ho mai preso, quindi non so disegnare, e quindi mi dedico solamente a scritte sfumate, sì, a fare, alla fine ho gestito una BBS con la grafica ANSI e ASCII, sempre colorata. Quindi andiamo a vedere, noi stiamo parlando delle schede video, poi dopo subito venne pure Amiga 4096 colori, eccetera. E quindi le schede video si stavano evolvendo, ok? Da quel Pong bianco e nero che ho menzionato prima al VIC-20, al 64 e all'Amiga ci fu un abisso. Che cosa facevano i PC? I PC all'epoca si parlava di Olivetti PS2, IBM 286 oppure 8486, 8286, 386. All'epoca i PC erano pensati per lavoro. C'avevano degli schermi a fosfori verdi, degli schermi anche a fosfori gialli, degli schermi che erano sostanzialmente monocromatici. Il PC non era mai stato pensato per fare dei giochi, cosa che adesso invece basta andare, ecco, su Twitch, dove sto attualmente anche trasmettendo, e vedete che i giochi, oltre all'Xbox menzionata prima e alla PlayStation, c'è anche il PC che ha dei giochi dalla grafica eccezionale, e ovviamente servono delle schede video per poterli gestire, ok? Allora, quindi eravamo arrivati ai PC, agli Olivetti, agli IBM, e montavano questi delle schede che si chiamavano la Hercules, EGA, CGA, VGA. Sono tutti nomi che forse a voi non possono dire niente, però le schede del PC erano, innanzitutto stiamo parlando dello slot precedente a quello ISA. L'ISA fu uno slot universale dove si potevano mettere schede audio, schede video, schede di rete, schede aggiuntive, addirittura, se vogliamo, tra virgolette, schede di acquisizione video o di acquisizione immagini sugli slot ISA. Prima ancora degli slot ISA c'erano gli slot microchannel, c'erano degli slot, alcuni li avevano proprietari addirittura, quindi dovevi prendere una scheda video proprietaria perché altrimenti non ce la mettevi su quel determinato PC. Però erano sempre schede video molto limitate. Poi, essendo che il PC aveva come sistema operativo l'MS-DOS, che era bianco e nero, punto, basta. Non è che c'era un prompt che se c'avevi il monitor a fosfori gialli era giallo, se c'avevi il monitor a fosfori verdi era verde su sfondo nero. D'accordo? Quindi, quando poi sopraggiunse Windows, sopraggiunsero i giochi prima in MS-DOS, dovevi prima caricare il driver grafico, lo dovevi configurare, andavi dentro al gioco stesso e configuravi il driver grafico, c'erano tutti dei file AINI, i puntoini, file da configurare. Questa è tutta storia dell'informatica. Praticamente per far funzionare correttamente un gioco non era come adesso, installi avanti 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 fine, lanci il gioco, funziona, poi se ti vuoi andare a mettere i dettagli medio, minimi, massimi, quelle sono opzioni molto semplici. Lì si doveva andare proprio a dare addirittura i registri dentro i file AINI, si dovevano andare a scrivere i registri, lo slot dove stava la scheda, dove uno aveva installato la scheda. Era molto complicato all'epoca far funzionare queste schede video, come vedete sotto ci compare scritto ATI, Matrox, è comparso il logo della Mystique, della Millennium,
3DFX. Allora, che succedeva? All'epoca, diciamo, gli slot, dopo gli ISA, c'è stato l'avvento degli slot PCI normali, no PCI Express quelli di adesso, PCI normali, cioè uno slot fatto così. Il PCI Express c'ha il taglio da quest'altra parte, attenzione, ed è molto più denso come connettori. Allora, questa è una Matrox, questa è una MiStick 220, ok? Eccola qui. Questa è una Matrox col processore, con la GPU, chiamiamola così, MGA, perché GPU sta per Graphic Processor Unit, è il processore, l'unità processore grafica, da distinguersi con la CPU, che invece è il Central Processor Unit, che è quella che fa funzionare tutto il computer, diciamo. Ok? Allora, quindi stiamo parlando dello slot ISA, eccolo qua. Anche lo slot, no ISA, questo è PCI. PCI slot è bianco, ISA era uno slot marrone. Questo è uno slot a 32 bit, ISA era a 16 bit. Allora, se non sbaglio, poi ovviamente sono tutti ricordi che si cancellano un po', io poi la memoria mi fa cilecca un po', però vado un po' a ricordi. Allora, come vedete qui, non so se si riesce a vedere, ci sono dei connettori maschio e femmina in cui qui si poteva mettere diciamo a panino, a sandwich, un'altra scheda che si poteva occupare o dell'acquisizione video o dell'accelerazione 3D. Ok? Quindi qui ne vendevano due di schede a panino qui, che poteva essere o l'acceleratore 3D per giocare ai giochi 3D come Doom, come dell'epoca Quake, diciamo tutti questi qui, o giochi di macchine pure, c'erano giochi di macchine in 3D, richiedevano per forza l'acceleratore 3D e andava messo in questo caso per questa Matrox, andava messa una scheda a panino qui sopra, ovviamente poi sempre configurata e quindi doveva essere attivata via software questa scheda. Praticamente cerco di accelerare un po'. Subito dopo lo slot PCI normale, questo è PCI quello bianco, uscì lo slot AGP, che è questo. Come vedete sta quasi al centro lo spacco e poi i contatti si riconoscono perché sono sopra e sotto, sopra e sotto. Per raddoppiare il numero dei contatti l'hanno messi sia sopra che sotto, sopra e sotto. Purtroppo con questa videocamera non so se si vede bene. I contatti stanno su due linee. Ok, la avvicino un po' di più e vediamo, ecco, tenendola ferma così forse si vede. Allora, l'accelerated graphic port nacque appunto perché i giochi ed i programmi 3D, vedi pure 3D Studio, ma tanti altri, che venivano usati anche per lavori e per lavori molto complessi, cominciavano a richiedere un bus molto più potente e dedicato. Allora, il bus dedicato venne chiamato AGP, Accelerated Graphic Port, e uscirono una marea di schede video AGP che sfruttavano questo bus dedicato. Questa è una Matrox sempre, all'epoca spopolava la Matrox, all'epoca il mercato se lo litigavano la Matrox e la ATI, c'era ecco, l'ATI All-in-One del Radeon che era uno spettacolo di processore. All-in-One significa che ci aveva tutto incorporato, anche la scheda di acquisizione video, anche se parliamo di standard quality, quindi qualità video registratore, qualità VHS, quindi non una qualità né HD né Full HD né 4K, non esistevano queste cose. Era una scheda d'acquisizione, infatti, ecco, andiamo avanti, questa è un'altra scheda AGP. Come vedete qui cominciamo ad avere l'S video, il video compositor e il VGA, perché prima nelle schede c'era il VGA ed una porta dedicata dove qui c'era un adattatore che poteva essere trasformato in un'altra VGA o in un video composito o in un S video, quello che vi pare, però per collegarlo al televisore, e questa invece era per collegarlo al monitor. Questa era la Matrox, quella con lo slot PCI normale, PCI, questo è slot PCI, e come vedete c'aveva l'uscita VGA per i monitor, oppure qui con un adattatore, con un cavo adattatore,
S-Video o video composito. Ok, questa invece è l'AGP, è molto semplice questa scheda, infatti ha solo il VGA. Ricordiamo che all'epoca il PC aveva quasi esclusivamente la porta VGA, quindi non c'era HDMI, DVI, DVI1, DVI2, no, c'era solo ed esclusivamente il VGA. Poi uscirono delle schede per fare i video wall molto belle che avevano 4 connettori VGA e potevi attaccarci fino a 4 monitor e ogni monitor poteva trasmettere o la stessa cosa, quindi duplicata 4 volte, o 4 cose diverse in modo da poter fare un video wall, ok? E si poteva appunto lavorare così con i video wall. Andando avanti, cosa c'è da dire? Allora, abbiamo parlato delle 3D FX, le schede aggiuntive, alle schede video, che si occupavano solo dell'accelerazione 3D, cioè tutti i programmi, i giochi che richiedevano accelerazione 3D accedevano a queste schede 3D FX. Pure la S3 Graphics si prese una grande fetta di mercato negli anni che furono, fu un'ottima, diciamo, a livello, diciamo, forse più commerciale, casa produttrice di schede video per PC, ok? E quindi dopo il PCI e l'AGP nacque il PCI Express e siamo arrivati praticamente volando ai giorni nostri, dove dentro a questa scheda c'è tutto. Allora, questa scheda ha l'accelerazione 3D, c'ha il processore grafico pure per il 2D e tutto quanto, c'ha la RAM abbastanza per far lavorare, diciamo, le applicazioni di uso comune. Ovviamente per il prezzo che costa a me basta e avanza, ma se vogliamo andare ci sono schede da 2-3 mila euro, il processore CUDA che compare anche lì, mi sembra, tra i loghetti che ho messo che girano. Il processore CUDA è anche un ottimo processore. Tra l'altro tra questa e l'AGP ci furono anche uno studio per migliorare le prestazioni grafiche che si chiamava SLI, cioè mettere 2 o più schede attaccate internamente con dei cavi particolari una all'altra per poter sfruttare i vari processori come se fosse uno solo, diciamo, e venivano messe in SLI. Quindi andate a cercare che vuol dire mettere le schede in slide. Ovviamente le schede madri dovevano supportare lo SLI, dovevi attivare lo SLI dal BIOS della scheda madre. È tornata mia moglie, un attimo che vado ad aprire, torno subito. Nel frattempo sto sballando questa scheda, ok? Allora, come vedete qui è tutto in diretta, non è niente registrato e quindi è tutto in diretta. Allora, andiamo avanti e sbagliamo questa 710. Allora, su Amazon trovate diverse schede con processore GT 710 della Nvidia, però io ho scelto questa perché le altre con GDDR3, scusate, devo riaprire. Le schede con GDDR3 con 2 giga costano intorno ai 45 euro. Io questa l'ho pagato una sessantina di euro, per quello che devo fare io va benissimo, però dovendo scegliere tra una Palit o un'altra marca e l'Asus, ho preferito per 15 euro prendere una Asus. Allora, eccoci qua, stiamo aprendo la scatola, vediamo cosa contiene questa scatola. Allora, sicuramente contiene la scheda video. Ora quelle là non me ne importa niente perché sono schede di recupero, ma questa adesso non ve la sballo perché poi la andrò a montare con diciamo i braccialetti antistatici. Allora è una scheda passiva. Allora vi voglio dare pure un'informazione: che significano schede a raffreddamento passivo e attivo. Il raffreddamento passivo è questo qui, dove c'è una grande aletta di raffreddamento che non necessita di ventola, ok? Mentre le schede video, diciamo quelle che scaldano un po' di più, e che c'avevo quella vecchia qui, non la vedo, non so dove è stata messa, vi facevo vedere quella che invece era attiva, c'ha una ventola
che può essere messa in tanti modi. No, non la vedo, la cerco, ma è quella che si è rotta praticamente. Vedo un attimo qui se la trovo al volo, ma non mi pare di vederla, no. Dietro non c'è, no. Va. Forse l'avrò già riportata giù, ma non mi ricordo. Va bene, tanto non è importante quella scheda. Allora, praticamente il raffreddamento attivo richiede delle ventole che poi però andrebbero pulite di continuo, perché la polvere, che è anche polvere elettrostatica che si va a formare, la può bloccare, e se si blocca la ventola comincia a scaldare la scheda e a dare un sacco di problemi e alla fine si potrebbe pure rompere. Io preferisco, ovviamente questa non la utilizzerò mai neanche al 30% di quello che può fare questa scheda, perché io la utilizzerò, ecco, con OBS, con pochi programmi stupidi, e niente, e quindi basta e avanza questo raffreddatore che c'è. E poi io ho messo ovviamente dei raffreddatori sul case delle ventole, sul case 2, sul case una frontale, 2 posteriori, quindi sono 3 sul case, poi c'è quella dell'alimentatore e quella del processore principale Intel, quindi diciamo che si può andare avanti. Allora, vediamo che altro c'è dentro la scatoletta. Continuiamo l'unboxing. Allora, qui si apre, si leva questo, smonta tutto qua perché sono tutti cartoncini. Ok, qua non c'è più niente. Qui c'è il volumetto, e poi incredibilmente, tanto non serve più, ma c'è anche il CD-ROM. Allora, vediamo però, perché lì c'era scritto che ci deve essere anche il low profile cosa, ma tanto questa a me serve normale e quindi è normale. Però c'è da dire che sulla descrizione di Amazon dovrete stare attenti, perché in questo caso non c'è ah sì, sta qui dentro? No, non ce l'avrebbero messo qui dentro, no. Non c'è il low profile. Low profile che significa? Ci sono dei PC desktop molto piccoli che hanno un'altezza praticamente, sono bassi, ecco, no, questo è troppo alto. Sono praticamente alti come questa scheda. Ok? E quindi servono dei pezzi di metallo molto bassi, e lì c'era scritto, siccome sono intercambiabili, basta svitare 4 bulloni, c'era scritto che ci sarebbe stato qua dentro, invece attenzione perché su questa qui non c'è. Quindi il link che vi ho messo io in descrizione è per la scheda video. A me va benissimo questa perché io ho un PC standard normale, un tower così grosso, quindi ci va benissimo, e quindi non c'è il Beckett low profile. Ok, attenzione se dovete comprarla e vi serve low profile, cioè avete un PC diciamo di quelli bassi, perché in questa confezione non c'è. Comunque confezione molto limitata, ti danno un manuale che poi non so neanche, vabbè, ti danno il CD-ROM che non lo userò mai perché ci saranno i driver aggiornati su internet, anche perché attenzione che i driver delle schede video vengono aggiornati di continuo. Ok, e poi c'è questo diciamo manualetto, se lo vogliamo considerare manualetto, ma non so quante pagine sarà, tra l'altro in tutte le lingue, e non c'è in italiano mi sa, no, spagnolo, ah sì, c'è pure in italiano a pagina 8, sono 2 pagine per ogni lingua, quindi diciamo che eccola qua, queste sono le 2 pagine in italiano, faccio vedere pagina 1 e pagina 2, basta, vi fanno vedere soltanto come attaccare il monitor, ok? Quindi assolutamente sono 2 pagine per ogni lingua, ci stanno tutte queste lingue, guardate un po', 2 pagine per ogni lingua e ci sono tutte queste lingue. Va bene, io direi che come unboxing può bastare, vi ho fatto, diciamo, vi ho detto, vi ho raccontato un po' com'è la storia delle schede video, dalle vecchie EGA, Hercules monocromatica, CGA, VGA, la 3D FX, l'AGP, lo slot PCI, lo slot ISA, lo slot PCI Express, che è questo qua, come vedete qui il taglio, beh, qua non c'è perché l'hanno tappato giustamente con la plastica scritta Asus, tra l'altro stavo vedendo c'è la scritta Asus da tutte le parti, poi semmai farò una foto
e la pubblicherò su Facebook quando avrò aperto questa scheda, perché aprirla adesso non vale la pena, anche perché con l'elettricità statica si può rovinare. Comunque, eccola qui. Questa è una scheda video, la Asus GT710 con processore Nvidia, con 2 GB GDDR5. Se la volete acquistare, il link è in descrizione. E niente. E allora niente, diciamo per questo unboxing penso sia tutto. Adesso la vado a montare, la vado a provare e vediamo se funziona a dovere e se mi fa funzionare soprattutto quei 4-5 programmi stupidi che mi servono per mandare avanti, diciamo, questi video, queste dirette e anche qualche diretta di musica, chissà, con i vinili, perché tutti sapete, tutti quelli che mi conoscono sanno che io colleziono vinili, mi piace parecchio la musica in vinile e quindi mi piacerebbe fare anche qualche diretta vinilica con un po' di musica, mettendo un po' di musica e niente. Grazie a tutti, buon proseguimento di giornata. Oggi è il 6 luglio 2020 e è tutto. Da Roma un saluto a tutti. Grazie di aver visto questa nuova diretta, questo nuovo unboxing targato Renato De Vita, Reni Retro. Ciao, buon proseguimento di giornata.